Oggi voglio parlarvi di questo. È un altro giallo che sto leggendo in questo periodo e mi sta particolarmente appassionando perché è una sorta di cold case, cioè di caso irrisolto. La trama ci racconta che a Catania nel 1965 una signora viene portata d'urgenza al pronto soccorso con l'ipotesi di un presunto suicidio. Infatti accanto al suo corpo viene trovata una carabina. Viene accompagnata al pronto soccorso dal marito, uno stimato medico della città, aiutato dal custode del palazzo dove loro vivevano. A distanza di anni però la nipote ha qualche sospetto, ritrova un biglietto accanto ad altre lettere lasciate dalla zia. Per risolvere il caso si affida ad una nuova figura tecnica che è la figura della grafologa. Infatti si affida alla grafologa forense Bea Navarra. E da qua continua la trama e tutta una serie di nuove situazioni che si aprono in seguito alle perizie calligrafiche che la grafologa fa. Il giallo è particolarmente avvincente, però è una lettura piacevole, è una lettura molto fluida che bene ci sta in un periodo di vacanza. Se qualcun altro di voi ha qualche altro libro giallo da consigliare, io vi invito a scriverlo qui sotto.